Parola violenza, oggi si va di rima, come sapete la rima la dice lunga sulle vostre associazioni mentali, su quanto è violento il pubblico di Radio Padania. Quanto è violento il pubblico di Radio Padania? Secondo me è molto violento questo pubblico di Radio Padania. Allora, siamo già arrivati al quinto, è già arrivato anche il sesto, e poi attenzione, per il settimo non è facile, è arrivato anche il settimo sigillo dell'Affeziogiro. Allora direi che voi continuate a scriverci rime con violenza al 346 642 7756, e mentre aspettiamo che Repubblica giustamente titoli Radio Padania incita alla violenza, perché vi ho chiesto una rima con violenza, prima ci occupiamo delle cose serie, delle cose importanti e serie, ossia la classifica generale dell'Affeziogiro. Ha vinto la manche di oggi e sta cavalcando indisturbato, è una specie di Juventus di questa settimana dell'Affeziogiro, Daniele da Parabiago, che con i 5 punti di oggi va a quota 13. Secondo Max D'Alzano. Devo ricordarmi di respirare tra una parola e l'altra, me lo ricordate voi ogni tanto? Grazie. Max D'Alzano che oggi prende 3 punti e Lorenzo che ne prende 2. Ciao Lorenzo che ne prendi 2. Poi abbiamo Riccardo da Varese che ne prende 1, quindi va a quota 3. Francesco da Arona che è un aficionados ma partecipa solo al gioco delle rime, è uno specialista dell'aficionados, non fa tutti i giochi, solo le rime, va bene. L'Anonymous va a quota 2, questa settimana si sta prestando a giocare con noi. Ivan 75 va a 3. Ragazzi, mai stata così senza gara, nemmeno ai tempi buoni di Gianluca da Portsmouth. Daniele da Parabiago è primo con 13 punti, arrivare a mercoledì con 13 punti è già quasi avere la settimana in tasca. Solo la matematica, ma la pura matematica, dà ancora a Riccardo da Varese, a Ivan 75 e a Diego da Parabiago e anche a Giuliano da Torino qualche residua speranza, ma è più facile che la Juve non vinca il campionato. C'è già il complottismo dell'Anonymous che dice Parabiago è gemellata con Portsmouth, quindi tutto si spiega, mentre andando alla voce delle rime con violenza ve l'abbiamo chiesto perché ovviamente oggi ci sono stati i fatti di Roma, come sapete ci sono state nella giornata di ieri dei gravi fatti di violenza contro una struttura che ospita dei Rom a Roma, e la violenza, che è stata ovviamente immediatamente condannata da Matteo Salvini, ci spinge tra il serio e il faceto a fare una riflessione che proviamo a desumere dalle vostre risposte, però essendo risposte dell'Affeziogiro, se volete scriverci sul tema anche qualcosa di più serio, ovviamente da adesso avete modo di farlo al 346 642 7756, e allo stesso modo se volete potete dirci la vostra su questo tema, cioè su un episodio di violenza che ovviamente secondo noi è da condannare, ma non vogliamo chiudere le linee o aver paura di quello che potreste dirci a riguardo, quindi se volete dire la vostra sia di condanna sia il vostro pensiero allo 02 66 20 35 29, potete già da ora, se volete, intervenire in maniera anche più seria. Io cercherò di tenere entrambi i registri, ossia l'Anonymous che scrive sentenza e demenza. Sì, mi sembrano 2 buone rime, perché chi fa violenza deve arrivare a una sentenza, ma la prima sentenza è quella di demenza, quindi grazie all'Anonymous. Ancora andiamo a vederne degli altri. Graziella, un saluto a Graziella che ha solo salutato. Per Riccardo da Varese, ecco, lui ci porta insomma nella fase più così ridanciana dell'Affeziogiro, perché a lui la parola violenza fa venire in mente Enza. Ecco, spero che nella tua vita non ci sia una Enza che ti stimola alla violenza, ma se ci fosse, Riccardo, contieniti, dai prova di tolleranza, come ci scrive un amico. Ancora Max D'Alzano, anche lui dice demenza e ci permettiamo di sottolinearlo. Lorenzo dice penitenza, nel senso che anche qui la violenza porta a una penitenza generalmente che deve essere inflitta a chi la esercita. Francesco da Arona, anche lui sul filone giudiziario, dice sentenza. Ivan 75 invece si unisce al filone più ardito,
perché dice violenza, lenza, e voi sapete bene che la lenza è lo strumento che serve per pescare i pesci e soprattutto per pescare i boccaloni, ed è abbastanza facile con la lenza della violenza far abboccare altri boccaloni e soprattutto cercare di creare le acque torbide per raccontare di un clima che viene fomentato, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete darci contezza del clima che fa, ci potete telefonare. Come sapete, le nostre linee sono aperte, libere, spalancate anche su questi temi che sono borderline e come tali affrontiamo con impertinenza, che è il premio della critica di oggi, va a Francesco da Marghera. Il premio della critica, sapete, è una delle mie poche facoltà arbitrarie come affeziogiro. Oggi lo do a Francesco da Marghera. C'è anche Roberto da Monza che la mette sul giudiziario e dice sentenza. Per Anna Maria c'è una capienza invece. Questa capienza, bisogna capire che cos'è questa capienza. Intanto ci aiuta ad allargare il contesto, parlare di capienza, perché è chiaro che la violenza è da condannare, è una demenza, è una lenza, porta a una sentenza, ma c'è una capienza del contesto che in effetti Anna Maria fa bene, anche se lo fa inconsciamente, a sottolineare. Ancora Stefano De Brembo dice Radio Patania mi mancava. Siamo Radio Patania, anche Radio Patata, che poi era il nome che io avevo proposto quando era nell'area del cambio del nome. Ma perché dobbiamo sempre avere un nome divisivo che la gente dice Radio Patata, già vi vedo ridere perché siete grevi, perché la malizia è nelle vostre orecchie, sapete? No, perché io parlavo di culinari. Vabbè, ci siamo capiti. Io parlavo, sto peggiorando la situazione, ma non è colpa mia, io uso parole innocue, ok? Parole che stanno lì, tranquille, a dire la loro, a bocca vabbè, lasciamo perdere. Salutiamo Marco da Milano che dice, ospita chi? Chi ospita? Dice Marco da Milano, ma tra poco ci farà sapere. Poi dalle Canarie invece un intervento sull'ordine dei lavori, dice impossibile giocare con un ritardo pazzesco dell'app di YouTube, compare sulla pagina quando finisce la trasmissione. Però pensa che bello, caro Manzoni, quando tutti gli altri hanno smesso di sentire Rebelot, tu sei l'unico, io credo fortunato, che lo sta ancora sentendo. Pensa quanti aficionados ti invidiano in realtà. L'amico che ci ha scritto, Rosaria, ci ha scritto violenza fa rima con intelligenza e tolleranza, in questo caso credo che siano gli opposti e che queste fossero i desiderata. Daniele da Parabiago, anche lui ha detto lenza e dice al gemellaggio ci si può pensare con Portsmouth anche se tra un po' andrà a vivere a Cernobbio. Ebbene sì, perché Daniele da Parabiago ieri ce lo ha testimoniato, amici da casa. Lui sta beneficiando delle fortune di essere campione di affeziogiro, ha un nuovo contratto di lavoro in Svizzera e a quanto pare fa un po' come Fantozzi in Super Fantozzi, brucia la casa, grida è morto lo zio Lazzaro e sta già guardando immobiliare.it su Cernobbio, cioè proprio riccanza dura, from Parabiago to Cernobbio. Un saluto alla Lalla, ho vinto io che sto facendo merenda con pane e Nutella con le dita impiastricciate. Hai capito? Beccata la Lalla con le dita nella Nutella. Ancora attenzione a Sino da Milano, ciclo ritardati serie B di affeziogiro, cioè quelli che arrivano dopo. Manzoni, puoi partecipare alla serie B, quella che ha inaugurato il nostro Sino da Milano, e dice con violenza non c'è riverenza, un altro degli elementi che costituiscono la violenza. L'Anonymous dice ci vuole pazienza, oggi però sei troppo freudiano e sopravvaluti i nostri subconsci. No, caro me, tra 7 anni sei tu che sottovaluti il tuo inconscio come se tu fossi padrone delle tue parole. Pensi che io in questo momento lo sia? No, sono abitato dallo spirito dell'affeziogiro, che è una specie di rituale ben più pericoloso di molti altri. Dicevamo Marco da Milano, attenzione che ci porta invece su una tematica più seria. Dice, entrando seriamente, è uno degli appelli che avevo fatto sulla questione delle violenze oggi a Roma, ecco, lui fa una riflessione più di contesto e dice ma cosa si aspettavano? Che gli schierassero un picchetto d'onore, srotolassero un tappeto rosso? Possibile che i geni del comune di Roma non sappiano chi siano i Rom e la fama che li precedono? Ecco, queste insomma sono considerazioni di contesto che fa Marco, però
io mi sento di partecipare questa volta, pur lasciando le linee aperte a voi, leggendo i vostri messaggi senza filtro, che attenzione però, perché quando si fa violenza si ha torto, cioè non ci sono non ci sono ma. Quando si dice questo è male e si fa una categoria di gente che è male, finisce sempre molto male. Quindi, visto che credo, da conduttore di Radio Padania, che qui noi cerchiamo di portare non un messaggio d'odio, ma un messaggio di ordine, di normalità, di regole, chi usa violenza fa del male prima di tutto a tutto lo sforzo che facciamo, non tanto qui, dove come sapete secerniamo parole stando comodamente seduti, ma allo sforzo che fanno tutti i volontari, i simpatizzanti, i militanti della Lega, che tutte le domeniche mettono giù il banchetto e arrivano ai centri sociali, glielo tirano giù e loro lo rimontano su, e lo sforzo che fanno i candidati in questo momento, le amministrative, a spiegare alla signora: ma no signora, guardi, noi vogliamo solo le regole, non siamo razzisti, non dia retta a Saviano, non dia retta al TG3, non dia retta a Repubblica. Ecco, tutto questo sforzo silenzioso che a me piace immaginare e in qualche modo proviamo a rappresentare dal nostro punto di vista e dal nostro punto di irradiazione radiofonica, ecco, quando succedono episodi così ha bisogno di ossigeno e ha bisogno che gli si dica che la strada giusta è quell'altra, non certo quella di cui oggi ci hanno parlato i giornali. Bello quello che mi manda il WhatsApp con scritto leggi il mio SMS, siete meravigliosi. Poi c'è chi ci dice, Roberto da Monza torna, poi Manzoni dice no vabbè, non sono convinto del fatto che sia fortunato ad essere in ritardo dalle Canarie. E ancora abbiamo un altro amico da Milano, dice di base li capisco, ma distruggere il cibo affinché non si possa mangiare è come l'omicidio, al di là delle loro ragioni. Ecco, sicuramente poi infatti anche quello è stata un'immagine molto forte e molto brutta, oltre a tutto il resto, alle intimidazioni eccetera eccetera. Andiamo a vedere gli SMS. Ecco, leggi gli SMS, arrivano. Alessio da Assisi, un abbraccio ad Alessio da Assisi, tutto sto casino per salutarci Alessio, che va bene, noi siamo contenti di salutare e essere salutati. Come vogliamo chiudere con questo nostro affezio giro in rima? Ma secondo me Marco da Milano porta la parola giusta, che chiude fortunatamente tutto quello che abbiamo detto, ossia le rime con violenza e le associate riflessioni nella no, ma cosa avete capito? Niente, niente, ma guardate che siete, mamma mia. Gianni da Bergamo dice caro Pinti, se vuole dire che qualcosa è normale stabilisce un concetto di norma. Sì, mi capita sono le leggi che dovrebbero stabilirlo, no? Da questo punto di vista, però poi chi lo sa. Ancora l'Anonymous, prima che tu fondassi il leghismo dal volto umano, la posizione del partito sarebbe stata chiara vista da Repubblica. Se Rom e Romani si picchiano sono questioni interne. Grazie mille anche agli Anonymous. Abbiamo 10 minuti, ve lo faccio sentire un Salvini giornata? Non è proprio di oggi, però visto che nelle televisioni ce lo fanno vedere sempre nella cornice del talk show con la domanda, come è giusto che sia, noi qui che abbiamo onere e onore di portarvi la voce del leghismo vi facciamo sentire 10 minuti della sua, che non più tardi dell'altro ieri ha fatto un bel discorso a Como. 10 minuti di Salvini secondo me possono far bene a todos e soprattutto sono pienamente in linea con la radio che vi sta capitando di ascoltare. Vi dico solo che al termine ci sarà la nostra bella rubrica del calcio, che tutti amano, soprattutto Ezechiele il camionista, quindi volevo rassicurarlo, alle 17 c'è la tua rubrica del calcio, non temere. Poi ci sarà lo spazio Parlamento, un altro spazio, vedremo quanto largo, questo dipenderà da quanto riusciamo a starci per ancora il filo diretto, e poi chiuderemo con una chiacchierata sulla città di Roma con uno scrittore e faremo insomma delle riflessioni. Grazie Como. Via, forza, non fate i timidi. Grazie, che bel lunedì pomeriggio, che profumo di lago, che profumo di pulente galera freggia, e mi sento sempre a casa qua. Grazie al buon Dio. Grazie anche, lo sentivo citare prima, a una persona che
ho incontrato tardi, troppo tardi, che però mi ha lasciato dentro tanto. Grazie a Monsignor Alessandro Maggiolini che aveva visto prima di altri che cosa stava succedendo e che cosa avremmo dovuto fare. E poi grazie a chi amministra questa splendida terra. Vieni qua, Sindaco. Poi i comaschi, giustamente, da bravi lombardi, sono sempre pronti a borbottare, a mugugnare, però da comasco acquisito, se mi ricordo in che condizioni era questa città 2 o 3 anni fa, con dei bivacchi ovunque, dalla stazione alla Regina, ai giardini a lago. Io ringrazio chi ha lavorato in questi mesi riportando questa città. E poi rimane tanto da fare, Ho ben presente il lavoro che rimane da fare per riportare nuova vita alla Picosa, dimenticata da troppo tempo, che deve tornare un polmone e una risorsa per questa città. Lo dico sottovoce, città turistica, città del commercio, città dell'artigianato, città del tessile, città dell'impresa, però per arrivare a goderti questa città servono anche dei parcheggi dove lasciare la macchina in questa città senza pagargli l'occhio della testa possibilmente. Quindi non voglio dire nulla, però le veranda in bicicletta, però ogni tanto per lavorare serve anche altro. Le malattie, discorso, problema vecchio di anni, e io chiedo, e stiamo lavorando come matti a Roma, in regione, in comune, perché il lago più bello del mondo venga restituito ai comaschi, a quelli che vengono a Como, perché non ce n'è, come il lago di Como non ce n'è in giro. Che carità, noi a Milano abbiamo l'idroscalo. Vabbè, punti di vista, no? Le mie peschiere. E poi sì, sicuramente qualcuno si è lamentato perché anche a Como, anche nella splendida e tranquilla Como, l'immigrazione era diventato un business per qualcuno. Io ripeto che nell'Italia che ho in testa, nella Como che ho in testa, donne e bambini che scappano dalla guerra hanno in Como casa loro e il loro futuro. Ma ne erano arrivati un po' troppi che invece di scappare dalla guerra, la guerra ce la portavano qua spacciando droga e facendo casino. E per questi c'è un biglietto di sola andata per tornare da dove sono partiti. E lo dico in totale spirito caritatevole, cristiano, oserei dire, perché anche il catechismo della Chiesa Cattolica dice che accogliere è un dovere nei limiti del possibile. E io penso che la situazione economica attuale, con tanti comaschi in difficoltà, con tanti italiani in difficoltà, imponga di mettere dei limiti e delle regole. Poi certo arrivano i fenomeni dall'Europa, e oggi è arrivato un tizio che ha detto tutto sbagliato, dovete riportare la legge Fornero, ma neanche se arriva a Padre Pio sulla terra io rimetto in vigore la legge Fornero, anzi sono orgoglioso che proprio oggi, e non è un pesce d'aprile, proprio oggi ci siano le prime decine di migliaia di donne e uomini italiani che riconquistano la loro vita liberandosi dalla gabbia della legge Fornero e lasciando i loro posti di lavoro a dei giovani che finalmente cominceranno a lavorare. Li ho incontrati stamattina in piazza a Firenze, a Comoda Vita del Ministro. C'è qualche fenomeno in qualche giornale che dice il Ministro dovrebbe stare tutto il giorno in ufficio. Sì, come no? Quanti ministri dell'interno avete visto che vivevano in ufficio? Dormivano in ufficio, mangiavano in ufficio, passavano le vacanze e facevano i pisolini in ufficio. Risultati zero. Io preferisco essere in contatto con i miei prefetti, con i miei questori, con le forze dell'ordine, con i poliziotti, con i carabinieri, con i pompieri, ma essere in mezzo alla gente a Firenze, a Como, a Cagliari, a Roma. È così. Si fa la riga ma è bello. E quindi stamattina a Firenze a firmare con tutti i prefetti della Toscana un protocollo contro il racket, l'usura e le estorsioni,
perché in un momento di crisi economica anche sul lago, anche in Brianza, anche in provincia di Como ci sono mafia, camorra, 'ndrangheta, e io ho intenzione di sterminarli e cancellarli dalla faccia della terra, portandoli via anche l'ultimo paio di mutande a questi delinquenti che magari vengono qua a cercare di prendere bar, ristoranti, pizzerie, negozi di commercianti italiani in difficoltà, quindi mai a passare la guardia. Stamattina a Firenze, stasera in piazza qua. Attenzione, questo ero, e ringrazio l'Alessandra e ringrazio Eugenio, perché non dovevamo essere in piazza, perché stasera io sarò qua, mi hanno invitato gli amici di Como a una cena con 400 imprenditori a parlare di futuro, a parlare di tessile, a parlare di Pedemontana, a parlare di tangenziale, a parlare di Como. Ho detto, io ci vado molto volentieri, la cena di gara, sono vestito in macchina, mi metto tutto bello elegante, però prima voglio incontrare i comaschi in piazza. E quindi hanno messo in piedi in pochi giorni. Io ringrazio chi si sta fermando qua, essendo uscito dall'ufficio. Li ho visti, qualcuno che è fuori da stamattina, tanti ragazzi che magari si sono presi 2 ore per evitare di preparare il compito di matematica per domani, tanto c'è sempre tempo, pappagallo morire sempre a tempo. Salutatemi la prof di sinistra domani, che non manca mai, non manca mai la prof di sinistra, con rispetto ed educazione, e sono contento che a proposito di scuola tornerà come materia di studio obbligatorio da settembre l'educazione civica sui banchi di scuola, così almeno qualche fenomeno da centro sociale magari reimpara come si convive rispettando il prossimo. E questa era la clip di Matteo Salvini che vi abbiamo fatto sentire anche oggi. Una breve pausa, il calcio, qui Parlamento, e poi di nuovo la linea a voi, e poi parliamo di Roma probabilmente. Audace, istintivo, fuori controllo. Fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ma rivoluzionari. Radio Padania, radio populista. È tempo per noi di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. È in arrivo un supereroe. Oh, pazzesco, vero? Come non lo avete mai visto. Quanti anni hai? Di base 15. Ha grandi poteri. Sei immune ai proiettili. Ha solo bisogno di fare un po' di pratica. Hai folgorato un autobus e quasi fatto una strage. E poi l'ho preso al volo. Per diventare un supereroe basta una parola. Shazam! Shazam. Ciao, sono un supereroe. Dal 3 aprile al cinema. Tutto quello che voglio è stare con te, ma non posso. State lontani. A 2 metri di distanza, lo so. L'emozione di un amore oltre l'impossibile. Dopo tutto quello che la fibrosi cistica mi ha tolto, ho il diritto di riprendermi qualcosa indietro. Solo 1 metro più vicini. Ci stai? Con tutto me stesso. A 1 metro da te, dal 21 marzo al cinema. Dall'immaginazione di Tim Burton. Insieme spiccheremo il volo sulle sue ali. Vivi una magica avventura che non conosce limiti. Oh già, i brividi. E una nuova storia che ti farà volare. Ecco a voi Dumbo, l'incredibile elefante che vola. Dumbo, dal 28 marzo al cinema. L'incarico di premier potrebbe andare a Giuseppe Garibaldi. Quell'uomo che 8 anni fa è stato eletto per sbaglio presidente della Repubblica. No! Lo so, avevo lasciato la politica, ma la mia amata Janice mi ha abbandonato e per riconquistarla ho accettato il nuovo incarico. Ci vediamo a Palazzo Chigi, cioè al cinema. Bentornato presidente, dal 28 marzo nei migliori cinema. Guardiamo un momento i dati degli ultimi anni, quanti migranti sono arrivati in Italia. 2016 181.000, 2017 119, avrebbero superato forse i 200.000. Onestamente il ministro Minniti a metà giugno ha dato una stretta sulle ONG, polizia a bordo, eccetera. 2018 finora 20.000. Noi abbiamo fatto mese per mese per
fare un parallelo migliore con l'anno scorso. Allora, giugno 2017 23.000, soprattutto prima del 20, dell'intervento di Minniti, diciamo. Giugno di quest'anno 3.000. Luglio, ecco, questo è il primo parallelo omogeneo, 11.400 contro 1.969. Agosto 3.920 l'anno scorso, 2.521. Settembre sono risaliti 6.282 l'anno scorso contro i 242 di quest'anno, che si sono aggiornati a ieri. Allora abbiamo chiesto con i nostri sondaggisti, sono 40.000 in meno, sì. A occhio. Sì. Quindi vuol dire che volere è potere. Ci dicevano non si può fare niente, non si può fare. Volere è potere. Al quarto minuto la Svezia è passata in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non demorde e con la sua giovanissima stella Edson Arantes do Nascimento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. Il nostro spazio dedicato al calcio, la nostra rubrica quotidiana con la redazione di cartacantaweb.it. Siamo nel bel mezzo della giornata di campionato, anche se siamo nel bel mezzo della settimana. Ne parliamo con Massimo Canta, che è in onda con noi. Ciao Massimo. Ciao, buonasera, ben ritrovati. Allora Massimo, note dolenti subito, perché ieri Milan-Udinese, sì, cominciamo, dobbiamo affrontarla questa cosa, lo dico a tutti gli amici che condividono la fede rossonera. Ieri grandi premesse, cambiamo modulo, un attacco sfavillante, pressione alta, sarà un Milan diverso, alla fine il risultato dice 1-1 con tanto di illusione, perché alla fine insomma si è andati negli spogliatoi in vantaggio, Piontek aveva ritrovato il gol. Che cosa è successo? Sì, quello che si sono poi chiesti un po' tutti, anche forse lo stesso Gattuso, perché come dicevamo, sì, il Milan va in vantaggio al 44esimo del primo tempo, sembrava tutto scritto, tutto un bel disegno per tornare a scalare la classifica con l'illusione di superare l'Inter ieri sera. La squadra è rientrata male in campo, a parte che aveva perso Donnarumma per un banale infortunio, ma soprattutto Paquetá, che tanto stava facendo bene, tanto movimento a ridosso della porta, servendo le punte, e poi un intervento scriteriato l'ha messo fuori uso e il Milan ha dovuto ridisegnare il modulo. Sì. Con un centrocampo che comunque ha fatto fatica, perché ieri male Viglia e Bakayoko, e quindi mancando i rifornimenti, mancando un centrocampo che salisse, il Milan ha fatto fatica e le 2 punte sono rimaste isolate, i cross sono arrivati tanti ma male, e quindi il Milan non è uscito da questo impasse. Oltretutto ha peggiorato la cosa prendendo un gol con un calcio d'angolo a favore e contropiede della squadra avversaria, che 3 passaggi andata in porta con i giocatori che a rincorrere gli avversari attaccanti erano Çalhanoğlu e Viglia, quindi ti lascio pensare. Sì, Sacchi ha avuto un arresto cardiaco ieri sera. Adesso sta bene, ma ha avuto un momento in cui c'è stato proprio il blocco della situazione. No, si fa per ridere, però mi è venuto in mente Sacchi perché era un metodico negli allenamenti, i calci piazzati venivano provati in maniera davvero meccanica, folle anche ai suoi tempi. Però insomma è un errore gravissimo, più grave della papera di Donnarumma come sistema squadra. Sì, perché è chiaro che in queste occasioni di solito insomma ci insegnano che magari non proprio dita in forma, comunque un giocatore veloce possa essere a ridosso dell'area e pronto a recuperare i palloni che uscissero dirette agli avversari, mentre lì Viglia veramente ha fatto una fatica e si è anche messo male in posizione per recuperare, e gli altri non sono arrivati. Busacchi e Romagnoli dovevano ancora arrivare mentre i giocatori dell'Udinese festeggiavano, quindi questo si fa pensare la scena. E poi però comunque
il Milan avrebbe avuto tempo per recuperare, ma non è mai stato pericoloso, anzi l'Udinese ha avuto le occasioni migliori e poteva benissimo vincere la partita, il Gattuso lo ha ammesso. Ecco, questa è infatti la morale che hanno tratto un po' tutti di ieri, cioè è andato bene il pareggio. Sì, benissimo. Sì, perché io l'ho detto e poi ho fatto una domanda a Tudor anche in conferenza, apprezzando la qualità che comunque l'Udinese ha davanti, dietro veramente sono un po' messi non bene, perché veramente anche tanti interventi, rinvii così raffazzonati, mentre davanti hanno tantissima qualità anche in panchina, e la panchina con Okaka ha spaccato la partita, e quindi l'Udinese, la mia domanda è stata proprio quella: a un certo punto si è pensato che potesse vincere la partita, perché in effetti il Milan era alle corde. È certamente stata insomma una serata che non è andata come previsto, e attenzione perché la vittoria della Juve la liquidiamo in poco, perché la vera notizia è che ha di nuovo segnato Keane, che è veramente in un momento d'oro questo ragazzo. Secondo te questo ragazzo è un fuoriclasse? Questo ragazzo ha delle potenzialità, sono d'accordo con Allegri quando dice che bisogna essere cauti, a parte i 3 gol consecutivi che ha fatto, e considerando poi anche quello che ha fatto in nazionale. È un giocatore che deve crescere ancora tecnicamente, infatti lui ieri un po' l'ha proprio bacchettato in conferenza stampa, citando degli stop a seguire che erano più a rincorrere che a seguire, quindi delle cose che deve ancora migliorare, e qualche aspetto caratteriale, perché comunque è un ragazzo che tante volte magari si lascia andare, un po' intemperanze. E allora è giovane, però insomma va subito, diciamo, indirizzato, diciamo. Allora, oggi entriamo nel vivo di questa strana turno infrasettimanale. Per il Milan possibili cattive notizie in arrivo, perché la Lazio deve andare a Ferrara, ti chiedo un parere, e restiamo oggi nella zona, nella lotta Champions, quindi anche Genoa-Inter, con un Inter che sicuramente potrà affrontare la gara con un po' più di respiro rispetto alle attese. Sì, oggi ci sarà tra l'altro per noi di Cartacanta Andrea Zattrino a Genova, quindi a Genova l'avete fatto viaggiare, povero Andrea, vabbè. Sì, aveva voglia di viaggiare, di vedere la sua Inter. Lui è l'interologo, abbiamo capito ormai a conoscerli, abbiamo imparato a conoscerli. Sì. E quindi ce la racconterà un Inter, se vogliamo partire da qua, che insomma una trasferta non semplice. Il Genova è uno di quegli avversari che o ti ammazza la partita e ti fa penare dal primo al 90°, oppure si lascia andare e viene travolta dagli eventi. Bisognerà vedere che tipo di partita vorrà effettuare Prandelli, insomma arriva da una sconfitta e l'ambiente comunque è favorevole. A Genova si respira sempre una grande atmosfera quando si va a Marassi. L'Inter ha questa incognita, se vogliamo chiamarla così, di Icardi schierato titolare, almeno da quello che ci è stato detto ieri. Le informazioni ufficiali non le abbiamo ancora, e vediamo cosa può succedere con questo nuovo innesto che prima si instaurerà e come si reinserirà Mauro Icardi all'interno dell'ingranaggio dell'Inter. Però una trasferta non semplice, non è un calendario così favorevole, oltretutto anche quello che aspetta l'Inter nelle prossime partite, però diciamo che il Milan, che si è fermato, può dare anche un po' di stimolo all'Inter. La Lazio invece è in una grande condizione fisica, è una squadra che ha degli sbandamenti ogni tanto, però in questo momento forse è la squadra più in forma del campionato. La Spal sta facendo bene, si sta anche assestando in classifica, secondo me ne verrà fuori una bella partita. Sì, anche perché questa classifica abbiamo detto che non ha più nulla da dire sullo scudetto, ma sulla lotta Champions, sulla lotta Europa League e sulla lotta retrocessione ormai sono tutte partite col coltello tra i denti, perché le uniche squadre, ma correggimi se sbaglio, che fanno parte di quella che una volta si chiamava centro classifica sono la Fiorentina e il Parma, mi sembrano le due che possono, e il Genoa stesso. Sassuolo, vogliamo metterci dentro anche il Sassuolo. Però il Sassuolo già 32, insomma 5 punti, non sarei così tranquillo.
ci sarà poi un Chievo Sassuolo, mi sembra. Esatto, non sarei domani. così tranquillo fossi il Sassuolo, però insomma al centro classifica una volta, vi ricorderete, c'era un nutrito gruppo di squadre che tiravano sostanzialmente i remi in barca. Che quando mancavano 10 partite alla fine del campionato così si barcamenavano, no? Giusto. E quindi l'ultima domanda che ti faccio è: secondo te questo campionato italiano così diverso dal passato di qualche anno fa è più bello o più brutto? Secondo me non è così bello come si può pensare, perché io sono del parere che siano troppe le squadre, lo so che vado contro tanti e più ancora, quindi perché secondo me 20 squadre sono troppe, 16 squadre per il nostro campionato sarebbe ideale. In questo momento la Juventus non ha rivali e non ha nessuno in grado di potersi avvicinare, per cui quindi era meglio prima. Champions, però io preferivo prima, sì, sinceramente sì, però non so cosa cambierà nei prossimi anni, non vedo questa possibilità di ridurre le squadre così. Questo ce lo dirà il campo, no? Sì. Allora, grazie mille a Massimo Canta anche oggi, ci sentiamo domani ancora con la tua redazione, la redazione di cartacantaweb.it. Ovviamente se volete andare a vedere di più potete andare a tutte le ore del giorno e della notte su cartacantaweb.it. Grazie mille Massimo. Grazie mille a voi, buona serata. E noi apriamo la seconda rubrica fissa, appuntamento del nostro pomeriggio insieme, lo spazio della Lega nel Parlamento, che tra poco avremo modo di sentire. Come sempre andiamo a vedere tanto delle faccende che riguardano diciamo i cavalli di battaglia del leghismo, quindi è stato la settimana della legittima difesa, quindi anche questo potrà potrà far parte del paniere dell'attività della Lega in Parlamento, ma a volte vi facciamo sentire anche interventi, se vogliamo, su temi un po' meno di richiamo, un po' meno popolari dal punto di vista del successo, della conoscenza, della condivisione, però importanti, perché quando si parla sia di situazioni generali non particolarmente divisive, ma importanti come il clima e quanto abbiamo fatto ieri, o come quando si parla di trasparenza in materia sanitaria, che è stato un altro degli interventi che vi abbiamo fatto sentire, ecco, anche quelli credo che diano conto di quanto capillare sia l'attività delle istituzioni e poi ovviamente dei rappresentanti della Lega, che noi seguiamo con particolare interesse. Quindi tra poco ve ne faremo sentire una clip come ogni giorno, poi apriremo le linee a tutti voi e a tutte voi per un altro spazio di dibattito. Andiamo con Qui Parlamento allora. Qui Parlamento. Più volte il gruppo della Lega è stato più volte interpellato su questa decisione, quella di non proseguire in questo percorso, e tutto sommato le motivazioni sono abbastanza semplici e facili da enumerare. Però su una questione in premessa vorrei porre l'attenzione, ossia su alcune parole più volte, oserei dire offensive, che sono state rivolte al gruppo di cui faccio parte, quasi come se fossimo dispensatori di bugie, propaganda, odio. Questo è insopportabile, perché coloro che si permettono di rivolgerci queste accuse sono proprio i peggio dispensatori di cattiveria, di intolleranza, di livore e animosità nei nostri riguardi. Tutti i giorni pubblichiamo fotografie nei quali Matteo Salvini viene appeso per i piedi o viene minacciato. Tutti i giorni veniamo additati come fascisti o come razzisti, e questi in un contesto dialettico democratico sono macigni, fasulli e figli di una disonestà intellettuale insopportabile. Detto questo, entro nel merito della nostra decisione. Nella precedente legislatura è stato compiuto un lavoro eccellente, votato all'unanimità,
con un lavoro di circa 800 pagine dal quale abbiamo preso spunto e sul quale stiamo lavorando, e abbiamo oggettivamente e fattivamente prodotto atti concreti. Non conosciamo ciò che avviene nelle periferie? E come se lo conosciamo? E come se lo conosciamo quello che avviene? Forse non lo conoscono a Capalbio, forse non lo conosce l'ambiente radical circotonato dal loro benessere, questi forse non lo conoscono, ma noi che veniamo siamo espressione dei territori e delle unità elementari della nostra società, noi ben sappiamo cosa accade nelle nostre periferie e stiamo facendo, e come se stiamo facendo. Riteniamo che non abbia significato in questo momento frapporre, posporre un nuovo lavoro, ma dobbiamo prendere spunto da quello, e lo abbiamo fatto nel decreto sicurezza, lo abbiamo fatto nella legge di bilancio, quando concretamente ci siamo messi la mano sulla coscienza e soprattutto abbiamo cercato di eliminare gli errori fatti negli ultimi 8-9 anni, quando siamo stati all'opposizione e abbiamo passivamente subito quelli che sono stati scelti infauste. Nel settore dell'immigrazione, nel settore delle forze dell'ordine decapitate delle loro risorse, abbiamo messo risorse per impinguare gli organici, abbiamo bloccato quello che è il flusso migratorio, abbiamo dato più poteri a quelle che sono le amministrazioni locali, abbiamo finanziato videosorveglianza, stiamo promuovendo la riforma della polizia municipale proprio per cercare di andare incontro a queste esigenze e concretamente risolvere il problema del degrado. Poi certamente sottoporremo questo lavoro a una verifica una volta che avremo compiuto l'opera, ma una cosa è certa: alla fine di questa legislatura qualsiasi grafico venga stilato in questa direzione, tranquillamente possiamo già, e i risultati li abbiamo già, certificare la positività della nostra azione, e che abbiamo soprattutto preso atto di quello che è stato fatto nella precedente legislatura. Solo per questo motivo la nostra non è retorica populista da campagna elettorale e non abbiamo nessuna paura. L'unica paura che abbiamo è quella di non fare, e per questo stiamo facendo. Qui Parlamento. E quello che avete sentito era il deputato leghista Gianni Tonelli, già segretario generale del SAP. Abbiamo una decina di minuti ora per riaprire le linee sui fatti di giornata. All'inizio abbiamo parlato di quello che è accaduto accanto nelle pertinenze della residenza per nomadi a Roma, con un vero e proprio assalto, con delle violenze, con del cibo buttato, insomma con delle scene molto forti che Salvini da tutta la giornata che sta condannando, dicendo anche non scarichiamo però le responsabilità sugli abitanti delle periferie, insomma invocando una soluzione politica alle cause che poi determinano questo genere di episodi. Ancora Salvini protagonista, ça va sans dire, della giornata, è il primo titolo dell'agenzia ANSA: i burocrati al MEF facciano i decreti sulle banche. Un nuovo pressing del vice premier leghista sul provvedimento per i rimborsi ai risparmiatori truffati, mentre il premier Conte dice: confido che la norma sarà nel decreto crescita che è atteso in settimana. Ancora abbiamo una notizia che ci arriva dalla Camera dei Deputati, no alla castrazione chimica, ma la maggioranza si spacca. La Lega in aula vota insieme a Fratelli d'Italia un ordine del giorno del partito della Meloni sulla castrazione chimica, che non passa però per il voto contrario della maggioranza dell'Assemblea. Ancora si ricomincia a parlare della CI, la ricorderete, la nave della ONG tedesca che è tornata a farsi sentire perché ha soccorso altri 64 migranti al largo della Libia. Sono tutti al sicuro sulla nave, così fanno sapere, mentre dal Viminale dicono queste parole: ONG tedesca chiede un porto sicuro, vada ad Amburgo. La nave battente bandiera tedesca, ONG tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo, è intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, allora vada ad Amburgo. Così Matteo Salvini si apre quindi una nuova capitolo della nave a chi la do. Com'è che era? Com'era la filastrocca questa? Ninna nanna ninna, ho questa nave a chi la do.
lo darò alla Spagna che ne ha presa una, non ne prende più. La darò al Portogallo che da un po' dice io sto sull'Atlantico, non mi disturbate, se si arriva sull'Atlantico la prendo, se no niente. La daremo alla Francia che ci fa la pernacchia. L'Italia ha già bendato, la Grecia pur mi pare, la Turchia non è consigliabile, resta Malta poverina che però di mura è cinta. Ad Amburgo il viaggio è lungo, io non so come si risolverà, la vedremo trallallero, la vedremo trallallà. Qual è la quarta, la quinta odissea che si vive? È una specie di grottesca roulette che ogni volta si attiva e l'Europa nel suo insieme non riesce a trovare il modo, uno, per evitare che agiscano delle ONG, se poi nessuno gli vuole aprire i porti evitiamo che agiscano. Secondo, non riescono poi a trovare il modo per gestire questa situazione. Un traffico che si è fortemente ridotto, eppure ci ritroviamo, e vedrete che ci ritroveremo anche stavolta a dire no è tua, no è mia, no è tua, con quel vecchio gioco che mi avete segnalato voi, io non conoscevo. E ringrazio chi me l'ha segnalato, mi sembra Leo Siegel, si chiama Ciapanò, è un vecchio gioco di carte che io non conosco, dove appunto vince chi ciapanò, lo dico per chi ci ascolta dal Sud Tirolo e dalla Calabria, vuol dire non prendere la carta, chi non prende la carta vince, e torneremo a vedere. Intanto il pompiere di Vigiù dice attenzione, lancia un allarme più politico a chi opportunamente sale in questo momento sul barcone del vincitore. Ne stanno salendo troppi, insomma un timore che nella Lega ci siano una specie di salita sul carro, si dice una volta sul carroccio, ma vista le notizie sul barcone. Avete qualche minuto, se volete potete approfittarne, io intanto vi do altre notizie sempre della giornata di oggi. Ovviamente cambiamo completamente tono perché non si presta ad alcuna lettura nemmeno grottesca quanto accaduto nel Milanese, dove ci sono stati 2 operai che sono morti travolti da una lastra metallica. Il tema degli incidenti e le morti sul lavoro, che come sapete è un qualcosa che purtroppo non si ferma, è un fiume quotidiano di questo genere di notizie, a volte hanno rilevanza, a volte no, a seconda di cos'altro bolle in pentola nella giornata. E infine i dati del quarto trimestre 2018 dell'Istat: il reddito delle famiglie è sceso con un potere d'acquisto che si è dimezzato, ma stiamo parlando dello meno 0,5%, insomma un dato aritmeticamente trascurabile che però va inserito in un trend generale certamente non di crescita economica. Un saluto anche all'Anonymous tra coloro che ci sta scrivendo. Tra poco vedremo di parlarvi quindi della città di Roma e di quello che bolle in pentola in una città molto raccontata dal cinema. C'è un film che esce per l'appunto domani, noi dovremmo avere in onda con noi, sapete che uso questo tempo verbale perché non si sa mai giustamente se l'ospite ci sarà o meno. Noi non abbiamo la possibilità di pagarli e tenerli, diciamo, in un libro ospiti così a pagamento, e quindi speriamo di averlo con noi per fare una chiacchierata su Roma. Tutto questo tra poco. Without my walking stick.
al centro delle cronache e non potrebbe essere altrimenti. Stiamo parlando di Roma, ma andiamo con ordine. Prima diamo il benvenuto al nostro ospite, che è uno scrittore che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, è Pino Corrias, autore tra gli altri di quello da cui partiremo oggi, ossia il romanzo Dormiremo da vecchi. Intanto benvenuto Corrias e grazie di averci raggiunto. Grazie, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a lei. Allora, ricordiamo che domani esce il film tratto dal suo romanzo, il film si chiamerà Dolce Roma. Sì, esatto. È una grande emozione. In realtà Dolce Roma è il titolo della prima parte del mio romanzo, che invece si chiama Dormiremo da vecchi, ma insomma ci sta perché i titoli brevi in una parola sono più efficaci, soprattutto per il cinema. Il cinema ha bisogno insomma di questa velocità e quindi domani volendo potete già andarlo a vedere, ma vi consiglio anche di leggere o prima o dopo, secondo me non è un problema temporale, il libro di Pino Corrias, perché quella che ne esce è una città, non so se lei mi conferma, anzi adesso voglio proprio sentire cosa mi dice lei, una città veramente marcia fino alle radici. Sì, ahimè è così. È marcia e contemporaneamente resta bellissima e resta affascinante, però è vero, alla fine questo romanzo, che è uscito 2 anni fa, un po' ha anticipato il disastro che stava accadendo e che riguarda proprio la città materiale, proprio le strade, i trasporti, il disordine, la sporcizia. Io ho ambientato il romanzo. È la storia di uno sceneggiatore che arriva a Roma, come tanti altri, e che prova a lavorare nel cinema e nella televisione e quindi diventa un esploratore di quel mondo che, visto da lontano, è pieno di luci, di riverberi, di lucentezze, di ricchezze, di case, di terrazze. Visto da vicino è tutta un'altra cosa. Ecco, ma ho provato a raccontarlo. Uno stesso tentativo era stato fatto con, a mio giudizio, con una serie televisiva che si chiamava Boris, però c'era la decadenza che c'è nel suo romanzo, però un po' l'ironia la salvava, un po' la follia, un po' il paradosso. Ecco, invece nel suo romanzo di speranze, di ironie ce ne sono, ma sono molto amare, e soprattutto c'è una decadenza che si percepisce, lei ha già detto, dall'arredo urbano a questi corridoi infestati di personaggi a cui il gatto e la volpe insomma farebbero un baffo, sono due brave persone. Con Lodi ci sarebbe andato a nozze, perché è pieno di gatti e di volpi e anche di pinocchi in realtà, che credono a quello che vedono e non sanno in che guai si stanno mettendo. No, detto questo, sì, Boris aveva la chiave, diciamo, del paradosso, del grottesco e dell'ironia, era molto divertente come serie televisiva e prendeva in giro. Io cerco non tanto di prendere in giro quanto di esplorare i caratteri, le persone, le relazioni, i tradimenti che ci sono. Spero che sia anche un romanzo, come dire, che getta un'ombra, una luce di consapevolezza su questo mondo, però diciamo che è più di speranza la realtà di oggi di quanto lo sia il mio romanzo, perché poi alla fine insomma un po' di personaggi si salvano in questa storia e spero che sia anche appassionante e divertente. C'è dentro un giallo, c'è dentro un grande amore che naturalmente naufraga in questo ambiente, come spesso accade, sì. Però insomma mi sono molto divertito a scriverlo e spero anche che no, questo sì, è godibilissimo, non volevo dare una lettura diversa, è godibile e godibilissimo, soprattutto se abitate a Vipiteno. Esatto. È letteratura esotica, prendetelo, se siete a Vipiteno è Salgari per voi, quindi Salgari è ambientato a Tahiti, diciamo, però esatto. Tahiti a volte è interessante, non è assolutamente. Ho detto questo, il film è diversissimo, ha un'altra chiave. Io mi sono molto divertito, io non ho partecipato alla scrittura perché penso che gli scrittori devono fare un mestiere e i sceneggiatori un altro. Detto questo, è un film, io mi sono divertito moltissimo a vedere, un film folle, molto visionario, molto cinematografico, molto,
e quindi spero che insomma chi andrà a vederlo si divertirà come ci siamo divertiti noi. Ecco, ricordiamo, la regia è di Fabio Resinaro, nel cast tra gli altri Valentina Bellè, Luca Barbareschi, la partecipazione di Claudia Gerini, solo per dire i più famosi, ma c'è Francesco Montanari, Armando De Razza, eccetera. Insomma, è un film anche con un cast importante. Ci torneremo in chiusura. Corrias, adesso io la voglio portare sulla Roma della cronaca, quella che viene fuori oggi, in relazione però con la sua, perché lei racconta comunque, mi corregga sempre se sbaglio, una specie di circuito chiuso, per quanto marcio, che è quello del jet set, se questa parola me la lascia passare. Sì. Accanto coesiste la Roma che abbiamo visto oggi, che è quella della rabbia contro i zingari, della polizia, dello stato d'allerta, di questa situazione di tensione crescente di periferie davvero che sono in subbuglio. Ecco, secondo lei che relazione c'è tra queste varie Rome? Si parlano, non si parlano? Mi viene in mente l'omicidio della povera ragazza, la povera Desirée, che è accaduto in un quartiere che una volta era il quartiere, diciamo, un po' la Montmartre di Roma, che adesso invece è diventata una giungla. San Lorenzo, ecco, lei come li mette in relazione queste città che sembrano lontane pur coabitando? Ma la cosa straordinaria di Roma è che Roma ha 20 secoli di storia, e avendo 20 secoli di storia ha sedimentato dentro di sé tanti mondi che coesistono. Se si fa uno scavo a Roma, in qualunque punto della città, trovi altre 7 città sotto Roma. Queste 7 città sono anche se sono reali, molto reali, sono fatte di marmo, è una grande metafora della Roma che si vede in superficie, che contiene tante Rome diverse. Quella delle periferie degradate sono così dai tempi remoti, da quando è nata la grande Roma, stiamo parlando quindi degli anni, diciamo, del dopoguerra, sì. Gli anni raccontati da Pasolini, quindi le borgate. Quella Roma lì c'è sempre stata e continua a esserci. La velocità con cui oggi ci si sposta dentro la città prova a mischiarle, la città del centro, sì. La città dei prati, la città dei Parioli, la città delle terrazze, con quella città invece che è in periferia, e queste due città collidono e tanto più collidono nei momenti di crisi anche economica e di rancore sociale, come molto sta crescendo, perché è tutto visibile, è tutto alla luce del sole, e allora le disuguaglianze diventano contundenti, per cui la gente è arrabbiata e quindi sopporta di meno le differenze, e quindi fa sempre più impressione, diciamo, una parte della città lucente, sì. Lucida, che si diverte, che spende soldi, che va in televisione e che noi vediamo, e la città invece reale, che però sta nell'ombra della periferia, che emerge con la cronaca di solito. Che emerge nei fatti di cronaca. Dopodiché è vero che ci sono dei quartieri, per esempio San Lorenzo 15 anni fa, era 10 anni fa, 5 anni fa era ancora un quartiere per lo più studentesco, universitario, pieno di bar, di baretti, di trattorie, di cose. Adesso è un quartiere un po' più complicato, un po' più feroce, un po' più buio. Poi appunto c'è questo degrado anche visivo di Roma, che è la sporcizia, che è l'eterno problema che nessuno sa come risolvere, anche se basta che vai a Chiasso, sì, o a Brescia, esatto. Per esempio, ecco. E il problema insolubile diventa risolvibillissimo, perché qui ma infatti io qui la volevo portare, che vede, questa emittente peraltro si chiama ancora Radio Padania fieramente, perché è la nostra origine, e io stesso vengo insomma da una cultura che è fieramente nordista, e le porto questa testimonianza. Negli ultimi 10 anni io ho sentito, ma nelle persone che frequento, che fanno parte di questo mondo del leghismo prima maniera, un astio verso Roma sempre più decrescente, ma non per questioni di corruttela, di potere
potere che si acquisisce, opportunità politica. È un po' come se 10 anni fa Milano sentisse di dover vincere una rincorsa, una competizione, e in questi 10 anni invece guardasse la ex competitor Roma con anche un misto di tenerezza, dicendo ma davvero è così conciata? C'è la consapevolezza che non c'è più partita e sentiamo dall'altra parte nella narrazione che fanno i media di Roma come se fosse nato lì, ma glielo chiedo, una specie di complesso di inferiorità che potrebbe essere questo un inedito della storia dell'urbe. Sì. Guarda, io in realtà sono nato e cresciuto a Milano, fino al 1999 ho abitato a Milano e l'ho vista trasformarsi in questi ultimi 10 anni in un modo strepitoso. Ero contento quando me ne sono andato perché mi sembrava appunto una città un po' grigia, un po' ferma, un po'... Quando sono arrivato a Roma mi sono messo a lavorare in televisione, a scrivere per i giornali e quant'altro, mi sembrava di essere arrivati in un posto fiorito, pieno di appunto di luoghi belli, dove la bellezza prevaleva su tutto. In questi anni invece ho visto esattamente quello che non mi aspettavo, cioè insomma, a cui non pensavo. Milano è diventato un giardino fiorito anche di grattacieli, per carità, fiorito di metropolitane. Di guai, Di guai, perché qui la periferia non è meno incandescente in alcuni momenti di quanto è Roma. Io ho ancora mia figlia a Milano, per cui mi capita di andarci abbastanza spesso. Mi fa l'impressione che mi faceva quando da Milano da ragazzo andavamo a Lugano, che ci sembrava tutto fantastico, sì. Tutto, adesso esagero un po'. Sì, però però l'abitudine appunto di abitare a Roma fa sì che Milano appunto la guardiamo ormai con stupore e riconosco la gentilezza ormai dei milanesi vincitori che guardano Roma appunto con una certa condiscendenza e che anche con un po' di tenerezza, perché Roma, che ha pure avuto dei momenti anche suoi di splendore e tutto quanto, sta scivolando veramente nel disastro, insomma, e al momento non sembra esserci rimedio. Ecco, l'unica cosa che Roma ancora riesce a fare molto meglio di Milano, almeno anche ancora secondo me è un vantaggio, è proprio la capacità di raccontarsi anche nelle sue pieghe meno piacevoli. Ma sì, perché qui c'è poi una gran parte dell'industria culturale che, per quanto uno ne possa pensare bene o male, è un'industria che produce racconti, produce storie e prima di tutto produce storie su se stessa. Quindi la televisione che si racconta, il cinema che si racconta, tante case editrici e tanti giornali stanno qua, anche se molti stanno a Milano, per carità. Però sì, è una città più narrativa, è una città che ha visto di tutto, è una città che appunto che ha 20 secoli di storia e quindi ha anche... Che sente le spalle larghe, no? Da questo punto di vista. Le spalle larghe, sì. Ma infatti io sono demoralizzato per il presente, ma non sono così pessimista per il futuro, perché penso che poi Roma alla fine, appunto avendo superato ben altri disastri, se la caverà. Se è sopravvissuta ad Alarico, dice, dovrebbe farcela anche stavolta. Sono passati tutti i barbari del centro Europa, sono passate le guerre, sono passati i papi, sono passati i nobili che l'hanno sopravviverà ai romani, e questa è la domanda, quindi. Allora il romanzo sopravviverà ai romani, esatto. Alla fine sì. No, stavo per chiudere dicendo che il romanzo si intitola Dormiremo da vecchi di Pino Corrias, che è in onda con noi. Il film esce domani, si intitola Dolce Roma, con la regia di Fabio Resinaro. Ha spiegato prima Corrias che è diverso dal romanzo, molto diverso, però Corrias i personaggi... lo spunto gli spunti, i personaggi no. Cioè Luca Barbareschi che fa il protagonista, insomma, che è il produttore Oscar Matello, che è strepitoso. Lui ieri in conferenza stampa ha detto è il più bel protagonista che io abbia mai interpretato. Io ne sono molto contento. Quello è abbastanza simile al mio romanzo, nel senso che poi per ragioni cinematografiche le trame cambiano, certo. Come gli elastici cambiano, questa cosa non si può fare, e poi scrivere non costa nulla, girare costa molto. Se io posso mettere 100 elefanti in una scena, ma certo. al cinema
non lo può fare, diciamo. Certo. E anche l'introspezione, uno può fare 10 pagine su cosa pensa un personaggio, non si può fare al cinema si spara 10 minuti di uno che sta fermo e sta pensando. Però ecco, le volevo... A volte lo fanno i registi italiani, sono spesso specializzati in questo, nell'introspezione. Ecco, purtroppo, giustamente, mi sento di sottolinearlo, però ecco, è la prima volta che fanno un film da un suo libro, Corrias. Sì, è la prima volta. E quindi lei si è tolto la soddisfazione di parlare con i suoi personaggi? Sì, quando chiudeva il set, sì, l'ho fatto. Cioè chiedeva a Barbareschi, mi fai un attimo che voglio parlarci? Sì, esatto. L'ha fatto, meno male. No, la sensazione è strana perché un libro nasce in solitudine, in silenzio, uno scrive e tutto quello che avviene nella sua testa. Poi il libro fa un viaggio, diventa carta, inchiostro, va nelle librerie, i lettori ti dicono mi è piaciuto, oppure non ci ho capito niente, oppure insomma vedi le reazioni, come va nel mondo e come si comporta il libro nel mondo. Quando diventa un film ci sono persone in carne e ossa che entrano nelle tue pagine, nella tua testa, nel tuo inchiostro, e alcuni li riconosci, alcuni non li riconosci, ma insomma è sempre sorprendente, è una bella sensazione quello di avere immaginato delle cose che poi sono diventate vere. Grazie mille Pino Corrias per questa bella chiacchierata, vi consigliamo sia l'uno che l'altro, il libro Dormiremo da vecchi e domani il film Dolce Roma nelle migliori sale di Vipiteno. Grazie mille a Pino Corrias. Grazie a voi, a presto.